ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, interventi dei carabinieri e polizia in contrasto all'illegalità diffusa sul territorio, in particolare lotta all'immigrazione clandestina, allo spaccio di droga e altri controlli su reati di furti di automobili, ma i carabinieri e i militari sono intervenuti anche per furti al supermercato. Emergono nuovi particolari dell'operazione Tiffany condotta dai carabinieri nel Catanese, che ha fatto scattare misure cautelari per 13 persone accusate a vario titolo dei reati di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa ha fatto emergere come i principali membri dell'associazione Bonanno, Mangiai e Vittorio si sarebbero occupati della vendita di partite di cocaina come grossisti, intrattenendo contatti con soggetti appartenenti ad altre organizzazioni criminali. Accusa un malore improvviso, si accascia e muore. Tragedia a Ribera, dove tra gli stand della tradizionale Fiera dei Morti è deceduto l'imprenditore Carmelo Russo. Inutili i tentativi di rianimazione. Aveva inventato l'amarello, un liquore a base di arancia che lo scorso febbraio aveva ottenuto l'ok dal consorzio di tutela a utilizzare il marchio DOP. Dichiarava di essere cieco, ma invece ci vedeva. Dal 94 ad oggi ha beneficiato ininterrottamente dell'indennità di accompagnamento, percependo illegalmente un importo mensile di oltre 900 euro. I carabinieri hanno accertato come l'uomo svolgesse le attività quotidiane in modo del tutto incompatibile con l'asserita condizione di cecità assoluta. Il finto cieco è stato denunciato e il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha disposto il sequestro di 190.000 euro. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.